ritrovate ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Nuovi aggiornamenti arrivano sul caso di Matteo Messina Denaro. Potrebbero essere state rubate infatti le 5 carte d'identità intestate da altrettanti cittadini incensurati e trovate nel primo covo del boss, quello di Vicolo San Vito. I documenti falsi sembrerebbero provenire da 2 furti messi a segno a Trapani nel 2015 e nel 2018. Le carte rubate erano tutte in bianco, solo successivamente sarebbero poi state compilate con le generalità dei 5 individui originari di Campobello. In ognuna di quelle sarebbe stata aggiunta la fototessera del boss insieme al timbro del comune. Archiviato il caso dell'imprenditore Giuseppe Gennuso, ex parlamentare regionale coinvolto in un'inchiesta relativa a un presunto voto di scambio con la mafia. A firmare il decreto di archiviazione è stato il GIP del Tribunale di Catania, Martina Rizza. Gennuso è stato arrestato nell'aprile del 2018 quando rivestiva la carica di parlamentare regionale con la lista Popolari ed Autonomisti. In base a quanto previsto dalla legge Severino, l'ex deputato siciliano ha dovuto rinunciare al seggio dell'Ars. Secondo quanto era emerso, Gennuso avrebbe stretto un patto con alcuni esponenti del gruppo criminale legato al clan mafioso Trigila di Noto. Sarà effettuata l'autopsia sul cadavere di Stefania Ferrante, la quarantenne morta lo scorso anno nel Palermitano. La salma della donna è stata riesumata dal cimitero di Borgetto. A riaccendere i riflettori sulla tragedia è stata la madre della vittima, che ha presentato una denuncia ai carabinieri a cui ha esposto i suoi sospetti. Secondo la donna, infatti, la figlia sarebbe morta per i maltrattamenti inflitti dal marito. Il coniuge della vittima è stato quindi iscritto nel registro degli indagati. Si sono chiuse ieri sera alle ore 20 le iscrizioni online per le classi prime delle scuole superiori. L'ufficio scolastico regionale ha quindi fornito i dati relativi alle iscrizioni all'anno 2023-2024 in Sicilia. In base a quanto emerso, il 63% degli studenti ha scelto i licei, il 25,9% gli istituti tecnici e l'11,1% i professionali. Quest'anno i dati sottolineano un lieve incremento delle iscrizioni nei licei, lieve decrescita invece di iscritti agli istituti tecnici e professionali. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle 20. A più tardi.